La vita e la coscienza. È la vita a comprendere se stessa, per mezzo dell'uomo. Aforisma di Marco Trevisan. Spiegazione dell'aforisma. Nel mondo della materia solo l'uomo, oltre alla vita, possiede anche l'autocoscienza. Ed è proprio perché la vita umana è in grado di sopportarne la coscienza, che riesce a leggere il mondo fisico e il suo agire in esso. Infatti la vita di tutti gli esseri viventi rimarrebbe incompleta se non esistesse un essere vivente che la possa riconoscere e leggere nelle sue peculiarità. È la coscienza umana, quindi, che dice alla vita di essere viva, se no non se ne accorgerebbe, come un uomo quando dorme, in quanto vivo, ma non cosciente di esserlo. Per questo l'essere umano è così importante per la natura, poiché è l'unico a riconoscerla e quindi a coglierne il senso sul piano fisico.